ventaglietti, calendarietti. Il cinema di per sé vive una dimensione effimera che è quella della nostra esperienza della pellicola, soprattutto in sala. In questo caso si sono però approfondite altre dimensioni, e cioè l'universo di tutti quegli oggetti, dai manifesti agli oggetti promozionali, agli oggetti creati dagli spettatori stessi, quindi album di ritagli dedicati ai divi del periodo, che hanno progressivamente accompagnato l'evoluzione del cinema e che dimostrano quanto il cinema stesso abbia saputo fare compagnia alle trasformazioni della società, rifletterle e lasciarne traccia anche in questa galassia sminuzzata di quella che possiamo guardare come una sorta di polvere di stelle. Terzo capitolo del viaggio avventuroso dedicato al cinema effimero. Nelle due precedenti mostre abbiamo scoperto che cos'è il cinema effimero, i materiali più curiosi invece sono stati i protagonisti della seconda mostra. Nella terza abbiamo approfondito quello che è il rapporto tra i vecchi media e i nuovi media, parlando di quello che potremmo definire l'archeologia dei media, un viaggio incredibile per scoprire pezzi curiosi poco conosciuti e poi una sezione interamente dedicata a Rodolfo Valentino nell'anno dell'anniversario del centenario della sua scomparsa. Quando si parla di cinema effimero principalmente si pensa al materiale non filmico, materiale cartaceo, materiale anche su altri supporti, però principalmente materiale di comunicazione. In questo caso abbiamo il CineNic, un proiettore che iniziò a comparire intorno agli anni 30 e finì la sua attività intorno agli anni 70. Era un proiettore giocattolo destinato ai bambini, che vedeva come protagonista un film su carta, una sorta di piccola pergamena che veniva incastrata sul proiettore e poi con una manovella veniva mossa e il film si vedeva. Tra l'altro una cosa molto interessante è che i film inseriti, queste piccole pergamene, sembrano di fatto dei fumetti in movimento, altro aspetto molto interessante. Era diffuso principalmente nel Sud America, in Spagna e anche in Italia, e in Italia c'era un CineNic con piastra per 78 giri, quindi un piccolo grammofono che sincronizzava le parole con il film. Scrapbook 1942. Che cos'è uno scrapbook? È un diario composto con ritagli di giornale. Questo ha una datazione certa perché nella prima pagina di questo volume c'è proprio l'anno in cui questo o questa appassionata ha iniziato a comporre il suo scrapbook. Sono dei pezzi unici, incredibili, dove si trovano dentro tantissimi materiali interessanti e dove insomma impariamo moltissimo di quello che era il cinema, di quello che era il divismo, ma di quello che era anche la programmazione cinematografica dell'epoca. Di fatto uno scrapbook altro non è che il blog dei giorni nostri, un diario in cui raccontare storie, in cui raccontare la propria passione. Sfoglio qualche pagina, sono dei materiali estremamente delicati. Ci sono ritagli provenienti da riviste, da quotidiani, ci sono delle riflessioni personali sui film che venivano visti, sui divi e le dive dell'epoca, e venivano incollate anche delle cigarette cards e delle figurine che circuitavano in quel periodo. Quando si parla di Instagram spesso si parla di caroselli, cioè di sequenza, di selezione di immagini che raccontano una storia, raccontano un evento, raccontano una vita.
Le cartoline autografate sono un po' questo, è come se fossero dei caroselli e in questo caso ci troviamo di fronte a delle cartoline molto interessanti perché sono cartoline che rappresentano attori e attrici del cinema italiano, siamo intorno agli anni 30, sono tutte autografate e poi c'è una cosa particolare, c'è questa lettera con a fianco appunto una fotografia autografata dall'attrice Florence Vidor e questa era una prassi che andava moltissimo dagli anni 20 agli anni 40, cioè quella in cui gli spettatori, gli appassionati, i fan scrivevano alle case di produzioni per richiedere una traccia, una testimonianza, un qualcosa che appartenesse all'attrice o all'attore di riferimento. E in questo caso veniva mandata appunto una lettera con una fotografia autografata dall'attrice o dall'attore che rincuorava e fidelizzava ancora di più lo spettatore rispetto a quello che erano i divi dell'epoca. Tra i pezzi più curiosi di questa terza mostra dedicata al cinema effimero c'è questo, ovvero un disco orario / calendario uscito nel 1966 e dedicato al film Jane Harlow, La donna che non sapeva amare, un film uscito nell'anno precedente, 1965. È esposto a fianco al 45 giri della colonna sonora. Perché? Perché di fatto il disco orario richiama esattamente le forme del vinile. Se parliamo di archeologia dei media è il nostro Spotify e il disco orario è il gadget per scoprire, per amare Jane Harlow e per portarsi un po' di cinema anche quando si guida. Uno dei grandi capolavori del periodo del muto è senza ombra di dubbio il Napoleon di Abel Gance, 1927. Vederlo in sala è un'emozione grandissima, ma immaginarlo novelizzato su delle figurine, o meglio, su delle cromos, perché provengono dalla Spagna, è sicuramente qualcosa di inaspettato. La novelizzazione del Napoleon di Abel Gance veniva venduta insieme alla cioccolata, perché di fatto era una sorta di gadget promosso dal cioccolato Giuncosa di Barcellona e questo è appunto la novelizzazione, quindi la suddivisione, il racconto per scene e sul retro anche è presente la parte descrittiva narrativa del film di Gance, un pezzo incredibile che dimostrava quanto il cinema fosse alla portata di tutti, bastava una tavoletta di cioccolata per avere in mano un capolavoro. Oltre a questo, l'aspetto molto interessante, parlando di archeologia dei media, è che questa novelizzazione altro non è, se volessimo fare dei paragoni, una piattaforma analogica cinematografica. In tasca avevamo il nostro film, lo potevamo prendere in mano, sfogliarla e riscoprire un grandissimo capolavoro. 23 agosto 1926, 23 agosto 2026, 100 anni dalla scomparsa di Rodolfo Valentino. Non potevamo per questa terza mostra dedicata al cinema effimero raccontare la storia di Rodolfo Valentino attraverso questi materiali, ce ne sono davvero tantissimi. Qui c'è una carrellata di figurine italiane, figurine spagnole, cigarette cards, carte da gioco, fascette dei sigari, piccoli racconti, cineromanzi, cartoline promozionali, in questo caso cartoline italiane dell'olio di ricino, una piccola selezione per raccontare quanto Rodolfo Valentino fosse famoso, quanto il suo volto fosse universalmente noto e quanto fosse protagonista di tutta una serie di materiali che servivano per comunicare il suo cinema, per comunicare la sua carriera, ma soprattutto per rendere un attore un vero e proprio mito. In questa mostra e anche nelle due mostre precedenti ogni pezzo ha una storia, anche il più piccolo. Dei pezzi di carta, se indagati, se interpellati in maniera adeguata, diventano delle testimonianze d'epoca, diventano delle fonti per raccontare la storia del cinema e non solo, per raccontare la storia della comunicazione, la storia delle imprese, la storia del Novecento, la storia degli spettatori, degli appassionati, dei curiosi, la storia di tutti. Motivo per cui vi invito a scoprire il cinema effimero, a visitare questa mostra e creare uno spazio nella vostra
vostra memoria per questi materiali che sono riusciti a sopravvivere nonostante la loro natura per ben un secolo, per ricordarci quanto sia importante ricordare.